Una battaglia forte perché quel progetto, secondo noi, è un progetto sbagliato. Non ha dubbi il sindaco Davide Bortolato, per la sua città quell'impianto fotovoltaico non sa da fare. Nello specifico si tratta di circa 12 ettari che dovrebbero essere coperti da pannelli tutti a terra in questa località all'altezza di via Cavallaggeri lungo la tangenziale nord di Mogliano. Nel posto sbagliato, perché stiamo parlando di un pezzo di campagna che ha delle valenze paesaggistiche importanti, lì passa anche il fiume Zero, ci sono molte abitazioni sparse e quindi assolutamente ci stiamo attrezzando per combattere questo progetto. Abbiamo già trovato un consulente tecnico che ci sta dando una mano per la redazione di tutte le osservazioni che andremo a fare e abbiamo trovato anche un consulente legale che ci sosterrà per la parte appunto legislativa. Una battaglia che vede tutta l'amministrazione comunale unita contro il progetto presentato in regione da una società di Bolzano che ha calcolato di coprire l'area con 13.500 moduli che produrranno fino a 7.290 kW. Con questa presa di posizione qualcuno però accusa l'amministrazione di scarsa sensibilità per l'ecologia delle energie rinnovabili. Noi comunque non siamo assolutamente contrari alle energie rinnovabili, anzi anche come amministrazione stiamo investendo molto, però quello che diciamo è che ci sono altri posti dove installare il fotovoltaico, innanzitutto i tetti, ma poi anche ci sono dei reliquati, dei terreni anche vicino alle autostrade, anche qui a Mogliano, che possono essere utilizzati a questo scopo, terreni che oggi magari non sono neanche coltivati e che potrebbero trovare una destinazione con questi sistemi. Messaggio chiaro all'azienda ma anche alla regione, messaggio che comunque sarà ufficializzato a brevissimo. Andremo in consiglio comunale prossimamente e ci sarà un no unanime da parte di tutto il consiglio comunale.